Abbiamo Gianluca Bisol, siamo arrivati qui alla Bisol Viticoltori, insomma lo zio Aurelio finalmente ha la sua etichetta e avrà anche il suo spumante e sarà ricordato per sempre. È stato un grande uomo, un grande familiare, per noi un punto di riferimento, l'uomo che ha sempre badato alle nostre vigne e che è mancato purtroppo 3 anni fa. Aurelio per noi è stato più che un esempio, è stato un secondo papà in un certo senso, ci accompagnava non avendo figli, parlo me, mio fratello, i miei cugini, ci accompagnava nelle vigne e ci faceva capire che ogni vigna aveva un nome, aveva una sua anima e aveva una sua espressione proprio che andava sottolineata. Avete dedicato il prosecco metodo classico? Sì, dopo 25 anni di ricerche dedicate a trovare il modo per far confluire nel calice gli aromi varietali e quelli degli lieviti che contraddistinguono il metodo classico, siamo arrivati alla conclusione, alla quadratura del cerchio. Aurelio rappresenta la possibilità per un amante del prosecco di sentirne le note evolutive e anche le espressioni più complesse, quelle che il lievito può conferire e abbinare insieme agli aromi varietali. Allora, questa è la novità di Casa Bisol, però ti faccio anche una domanda di grande attualità, insomma, sul prosecco superiore di OGC, ecco, quali sono in questo momento le minacce, perché sappiamo, abbiamo letto sui giornali, insomma, che nonostante tutto c'è ancora la contraffazione del prosecco. Insomma. Ma guarda, allora, quali sono le vere minacce, quelle serie di questo prosecco superiore? Guarda, quello che succede ultimamente sono veramente piccoli eventi rispetto a quello che succedeva qualche anno fa quando non c'era la DOC. Ora con la DOC alla base e la DOCG nel livello storico superiore, appunto il prosecco di Valdobbiadene e Conegliano e il Kertizze, abbiamo una sufficiente garanzia per poter dire il prodotto proviene realmente da quelle uve. E questo è molto importante perché sta educando i produttori anche della pianura a rese molto più basse per ettaro e a qualità più elevate. Quindi naturalmente l'eccellenza sarà sempre solo a Valdobbiadene con il prosecco superiore e Conegliano e il Kertizze, ma un livello di qualità credibile, compatibile con quella di Valdobbiadene un po' alla volta si sta sviluppando anche nella pianura. Minacce non ne vedo, se non chiaramente di tenere sempre gli occhi aperti, perché quando un prodotto va bene, qualsiasi prodotto esso sia, arrivano sempre gli speculatori. Quindi dobbiamo fermarli prima che entrino nella barricata che abbiamo creato intorno al prosecco. Cioè, il prosecco ha chiuso praticamente la borsa a rialzo. Insomma. La borsa a rialzo, sì. E com'è possibile una roba del genere? Un vino, È incredibile, i prezzi stanno schizzando verso l'alto e mancano ancora 6 mesi alla vendemmia. Il fatto è che il mondo sta amando il prosecco, il fatto è che con questa nuova DOC il prosecco si è sdoganato e ha creato ancora una maggior credibilità nel mondo e quindi questo poi porta naturalmente ai prezzi un po' più elevati, però se questo è a fronte di qualità ben vengano anche i prezzi un po' più alti.